società di riferimento nella provincia di Verona per numeri e qualità equamente distribuiti sia nel maschile che nel femminile è il Volley Bussolengo. A Bussolengo si curano entrambi i settori, facendo giocare a pallavolo circa 215 atleti. Le squadre sono molte, sono 11 squadre tra maschile e femminile che fanno i campionati federali. Sono 6 femminili, 5 maschili, sono tante, e più tutto il settore del mini volley, che è un settore molto curato e molto numeroso. Parlando di Serie C maschile, lo Shan Bussolengo è ripartito con un progetto tutto nuovo. Abbiamo portato qua 7 ragazzi di Marmilanza e Verona, delle giovanili, molto giovani, abbiamo tenuto solo 2 ragazzi più giovani del gruppo dell'anno scorso e sono arrivati 2 ragazzi da fuori ma sempre molto giovani, e quindi abbiamo creato una squadra dove il giocatore più vecchio ha 25 anni e abbiamo messo in campo giocatori che non avevano ancora compiuto i 18 anni. Il tutto in mano a un allenatore, Michele Marconi, di comprovata esperienza anche a livello nazionale. Ecco allora Michele Marconi che sintetizza così il perché della sua scelta. Mi è stato proposto dal Presidente un progetto interessante che era quello di lavorare con i giovani provenienti per metà dalla Marmilanza e per metà giovani un po' di Bussolengo, un po' che c'erano in giro per la provincia. E gli obiettivi erano principalmente quelli di far crescere questi ragazzi qui e quello di ottenere una salvezza tranquilla, insomma. Giovani della Serie A dunque, ben consapevoli dell'importanza di questo campionato fatto assieme. È un grande progetto, le più grandi squadre di Serie A hanno progetti similari con altre società che possiamo dire satellite e curano molto il settore giovanile dando in prestito, facendo giocare in categorie leggermente inferiori, anche molto inferiori, permettendo a questi giovani di fare esperienza, di esprimersi e di crescere. Tanto lavoro in palestra ed obiettivo salvezza, anche se la classifica dice che il Bussolengo è squadra di buon livello. Il primo obiettivo è sicuramente la salvezza, che diciamo sta arrivando anche se non siamo ancora matematicamente salvi, dopodiché squadra giovane, il secondo obiettivo è quello di crescere e togliersi il maggior numero di situazioni possibili. I ragazzi hanno capito che il loro impegno sta portando frutto, anche se il livello di classifica non si può ancora definire con precisione. È difficile da dire perché non si vorrebbero mai deludere le aspettative, però si vorrebbe continuare meglio di come è andata, anche se i conti, cioè i punti dicono che tutto sommato è andata quasi meglio di come si aspettava, però questo ritorno è partito un po' zoppicante, speriamo si riprenda e speriamo di far punti. Il tecnico Marconi non considera però l'obiettivo molto vicino. Con i suoi ragazzi vuole lavorare sodo perché intravede un grosso margine di crescita. Devono crescere ancora molto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico, ma soprattutto secondo me devono fare un grande salto dal punto di vista mentale, dell'abitudine al lavoro, dell'abitudine al sacrificio, alle tensioni. Secondo me forse questo è l'aspetto più importante, gli manca ancora la consapevolezza che comunque per raggiungere degli obiettivi importanti bisogna lavorare sodo in palestra, non si tirano certo indietro, però si vede che mentalmente fanno ancora fatica ad abituarsi a ritmi di lavoro. Per 4 sere a settimana non erano abituati a venire in palestra, quindi si fa magari un po' fatica a fare questo salto. Staremo a vedere perciò cosa faranno i giovani dello Shan Bussolengo, una squadra con un'età media bassa e perciò interessante da seguire. L'età media è intorno ai 20 anni. 20 anni, ci sono dai 18 anni fino al capitano che ne ha 27, 26. Però diciamo che ne sono uno da 23 e uno da 26, gli altri hanno tutti 19-20 anni.